Ancora ferme tutte le altre, sono Lazio e Steaua che inaugurano il 2018 della Serie A con un recupero fondamentale per entrambe. I biancocelesti cercano la terza vittoria consecutiva per volare al terzo posto solitario prima di doversi fermare per il turno di riposo. La Steaua, dopo la fondamentale vittoria contro l'Admaiora in chiave salvezza, punta a lasciare l'ultimo posto della classifica e rilanciarsi in vista del girone di ritorno. Amici di Fanner, un saluto dal circolo Dalibu Eur e il recupero della settima giornata di Serie A della Lega Calcio 8, benvenuti a Lazio Calcio 8, Steaua 2005. Quasi tutto pronto per l'inizio della gara, le squadre si sono riscaldate, Lazio in tradizionale maglia bianco-celeste che effettua adesso il cambio di campo e dunque attaccherà nel primo tempo dalla destra alla sinistra dei vostri schermi. Steaua invece in maglia gialla, pantaloncini blu scuro, attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. Vi dicevo, si recupera la settima giornata, partita che è saltata per le condizioni del tempo che in quella giornata erano assolutamente proibitive. Tra poco ovviamente i due direttori di gara daranno l'ok, aspettano quello dei rispettivi portieri per poi appunto dare il via alla gara. Scarfagna e Enot Virgilio sono pronti e siamo pronti anche noi dunque per il via alla gara. Approfittiamo intanto per andare a leggere le liste di convocati partendo dalla squadra di casa. Numero 3 per Manuela Amici, 7 per Andrea Celiani, 5 per Cristiano Gimelli, Marco Luciatelli alla maglia numero 11, Daniele Mariani la maglia numero 9, 6 per Alessandro Martini, Simone Mirante che torna questa sera in campo, maglia numero 14 per lui, Mattia Palmieri alla numero 2, Fabio Pentassuia la tradizionale maglia numero 8, Giacomo Pingitore la numero 13, Domenico San Marco numero 10, tra i pali Tiziano Scarfagna, maglia numero 1 che va adesso a recuperare il pallone. La partita è iniziata, ovviamente buon divertimento da parte di Lorenzo Magnanelli. Vi dicevo insomma un ritorno importante quello nella lista di convocati di Alessandro Benedetti, Simone Mirante, ex Testaccio ma colonna portante, uomo e volto insomma di questa Lega Calcio 8, uno dei sinistri più micidiali della Lega. Intanto seguiamo questa prima azione d'attacco della Lazio con il tiro tentato da Daniele Mariani, la risposta di Enot Virgilio in calcio d'angolo. Lo seguiamo l'angolo prima poi di andare a leggere la lista dei convocati di Kojan per la Steaua, angolo battuto verso il secondo palo a cercare l'inserimento di Gimelli, poi alla fine lì sotto porta altra occasione per il numero 11 Marco Luziatelli che spara troppo alto sopra la traversa della porta difesa da Enot Virgilio, che ha la maglia numero 1 per la Steaua, maglia numero 8 invece per Bogdan Boguiu, 10 per Daniel Cerzez, Dumitru Iau alla maglia numero 6, George Mocanu maglia numero 21, Alexandr Moldovan maglia numero 11, Neromi numero 15, Radu Tilinka alla maglia numero 15, alla maglia numero 5, scusatemi, Catna Valerio la maglia numero 14. Altra azione d'attacco della Lazio sospinta dal numero 10 Domenico San Marco che parte da sinistra, poi scarica verso Mariani che con il colpo di tacco prova a servire un compagno, si apre però il contropiede della Steaua con Iai che la mette al centro, l'intervento attento da parte di Cristiano Gimelli, ex all'Italia, come Luca Severini che però questa sera è assente, non è tra i convocati. Qui è Palmieri che spazza la palla fuori dall'area di rigore, Mariani, anzi Amici che prova a sospingerla in avanti, poi prova proprio a riandare verso Mattia Palmieri, è lui che sbaglia il tocco, la rimessa laterale sarà per la Steaua. Dumitru Iau, centrocampo, perde il pallone, poi lo riconquista immediatamente evitando una azione che poteva diventare pericolosa per la difesa dello Steaua. Si passa per Scarfagna che fa girare il pallone da dietro sulla sinistra Marco Luziatelli, inserimento centrale verso Mariani che fa da sponda a cercare Fabio Pentassuia, prova ad andare lui da Amici senza riuscirci, partita dura in questi primi minuti di primo tempo. Dumitru Iau, sempre lui ad impostare per la squadra di Kojan che ci prova poi anche con un
servizio verso l'area di rigore direttamente dalla difesa, è Scarfagna che ci mette i pugni, poi Pentasuglia pronto ad impostare, preferisce però lasciare il pallone fuori. Nicolai Dumitru, maglia numero 7, che dunque è in campo, che si tocca la gamba e lascia momentaneamente il campo. Riprende la gara, pallone che viene sportivamente restituito alla Lazio. Lazio che ha giocato l'ultima di campionato proprio qui al Dalibu ed era una sfida simile contro l'altra squadra fanalino di coda della classifica per il momento, l'Ad Maiora, una partita molto difficile per i ragazzi di Benedetti, che poi sono riusciti a vincerla grazie all'uomo che vedete inquadrato adesso, Domenico Sammarco, entrato nel secondo tempo, che ha segnato e poi ha servito Mariani. Intanto Sammarco ancora prova a sorprendere Ionut Virgilio sul suo palo, la risposta però dell'estremo difensore della Steaua. Gira di prima la Lazio, adesso è Pentasuglia che prova a mettere ordine, cerca l'inserimento di Palmieri senza trovarlo. Ancora Ionut Virgilio e Daniel Cercez. Avanza lui, cerca l'inserimento verso un compagno, poi va addirittura verso la porta. Nessun problema per Scarfagna, che era attento sul suo palo. Luziatelli, Pentasuglia. Tanto si fanno sentire i tifosi della Lazio, i tifosi biancocelesti che sostengono la loro squadra un po' ovunque e che sono stati, insomma, si può dire, un fattore rilevante anche in quella che è stata una delle vittorie più importanti della Lazio di quest'ultimo periodo sul campo del Cotton Club all'Empire. Lazio che ha vinto 3-2 la partita contro i 3 volte campioni d'Italia della Lega, che hanno giocato in 7, ma che comunque si sono dovuti arrendere ai biancocelesti, che intanto qui hanno un'opportunità da calcio da fermo. 2, anzi 3, arriva adesso anche Cercez a fare da barriera, così li ha sistemati Ionut Virgilio. Va Sammarco a battere il calcio di punizione, a cercare una deviazione, la indirizza verso l'area di rigore, la deviazione però è di nuovo maglia gialla, dunque la Lazio batte la rimessa laterale. Se ne incarica Palmieri, che sceglie di ripartire da dietro da Gimelli, che ha un buon piede per impostare, infatti cerca subito Mariani, poi arriva il tiro da parte di Fabio Pentasuglia, il vice capitano della Lazio, porta in vantaggio i biancocelesti, è 1-0. Brava. Dica che è mio figlio quello che ha segnato. Non suggerite io quel tiro, Io pensavo fosse fuori. Anche il papà di Fabio Pentasuglia tra i tifosi oggi venuti a sostenere la squadra biancoceleste, che si trova in vantaggio dunque per 1-0 con il terzo gol in campionato del numero 8. Uomo fondamentale, spesso elogiato anche nelle interviste post partita dall'allenatore Alessandro Benedetti. Sammarco qui preferisce tornare da Scarfagna, che imposta lasciando poi il pallone a Gimelli, arriva Luziatelli, ancora Gimelli per Pentasuglia, che stavolta parte largo sulla fascia destra, poi cerca subito il cambio di gioco, a cercare Mariani, che non riesce a agganciare per il buon intervento difensivo del numero 5 della Steaua, Radu Chilinka. Steaua che dunque riparte con 2 uomini però sopra Daniel Cercez, che poi si gira ed è costretto a perdere il pallone. Allora è Sammarco che respinge la controazione della Steaua, fermata ma ancora con Palmieri che va verso Sammarco, poi il tiro di Mariani, non può niente Ionut Virgilio. 2 minuti e la Lazio è già avanti di 2 gol, segna anche il numero 9 Daniele Mariani, che diventa capocannoniere della squadra, sono 7 i gol per lui in campionato.
Adesso Steaua che prova a riportarsi avanti, ci riesce con Bogugliu. Scarfagna anticipa il tiro del numero 8. Cercato poi Tilinca, altro contropiede però della Lazio, velocissima questa sera con Mariani per Pentasuglia. Bella l'azione con il tiro, poi tentato da Manuel Amici che non prende potenza e allora è facile bloccarlo per Janut Virgiliu. Steaua che prova ancora a sorprendere la difesa laziale con questi lanci lunghi, al momento però poco efficaci per un attentissimo Tiziano Scarfagna. San Marco, poi Pentasuglia, avanza lui, cerca di scodellare verso Palmieri ed è il 3-0 della Lazio, azione perfetta confezionata dal numero 8 e conclusa dal numero 2, dal capitano Mattia Palmieri. Intanto Kojan ha chiesto il time out, capito, insomma, il momento di sofferenza della Steaua. Riprende il gioco con 10 minuti passati da quando è iniziato il primo tempo e la Lazio che conduce già con un lauto vantaggio 3-0 sulla Steaua. Steaua che ha perso anche l'ultima con il Bar Cristal, 5 reti a 1 il risultato, ma che sta soffrendo in particolare in attacco. È il peggior attacco del campionato, infatti solo 9 i gol segnati. Oggi però ne ha già anche incassati 3. Mariani prova a lottare a centrocampo, è costretto però a cedere il possesso del pallone, allora arriva la conclusione incrociata con Scarfagna che probabilmente la battezza fuori. Comunque non la tocca, dunque può partire dalla rimessa dal fondo. Luziatelli, Gimelli e ancora il numero 11. San Marco scende a prendersi il possesso del pallone, poi cerca ancora di scavalcare la difesa e di servire Mariani. Prima di tutti arriva però Janut Virgiliu. Palla ancora recuperata da San Marco, cerca un varco senza riuscire a trovarlo, allora Dimitru Iau. Ancora la palla girata di prima dalla Steaua con la difesa della Lazio che però legge bene e riconquista il possesso del pallone. Gimelli prova ad avanzare lui, poi sceglie di andare da Pentasuglia che gli restituisce il pallone. Ancora un giro palla difensivo messo a terra in maniera irregolare. Marco Luziatelli, già battuto il calcio di punizione da Pentasuglia per San Marco. Gimelli, Luziatelli, poi ancora San Marco, l'inserimento, il tocco per Pentasuglia che può ancora andare al tiro, stavolta prova a giro a sorprendere il portiere addirittura sull'incrocio dei pali, prende male le misure, si riparte dalla rimessa dal fondo. Intanto San Marco si è conquistato la rimessa laterale. Si sentono molto questa sera i tifosi biancocelesti che comunque insomma sono una tradizione e un elemento di forza poi per la squadra guidata da Benedetti. Intanto prova Mariani a riconquistarsi questo pallone, buono lo scatto e buono anche il servizio per San Marco che cerca un varco per Palmieri, poi è Pentasuglia che prova a destreggiarsi, il servizio in qualche modo per San Marco che incrocia Janut Virgiliu immobile, è il 4-0 della Lazio, mancava all'appello, il numero 10 segna anche lui, Domenico Anthony San Marco. Lazio che insomma almeno per questi primi
15 minuti di gara o poco meno, sembra ritornata alla grande dalle vacanze di Natale, fresca, precisa e cinica. Certo è che comunque si dovrà fermare al prossimo turno e dovrà osservare il proprio riposo. La prossima sarà poi la penultima giornata di andata di A e poi ricordiamo che alla prima di ritorno ci sarà il derby di ritorno qui al Dalibù. Mariani prova anche lui a giro, c'è la deviazione e il pallone finisce alto sopra la traversa. Il pallone è per San Marco, fuori dall'area di rigore, adesso prova a penetrare, arriva in zona tiro, San Marco realizza la doppietta nel giro di 120 secondi, questo è un grandissimo gol, è quello del 5-0 della Lazio. Qui intanto la Steaua ci prova dalla distanza e direttamente dal dischetto di centrocampo, ma Tiziano Scarfagna non si fa sorprendere e butta in calcio d'angolo. La battuta del calcio d'angolo, traiettoria esterna e la Steaua realizza il gol del 5-1. Daniel Cercez trova il varco ed è 5-1. Steaua che dunque sembra ancora viva o comunque prova la reazione in una sfida che comunque è complicata. Manca anche Gianna Marian, che è il capocannoniere della squadra, ma che soprattutto è stato l'uomo copertina dell'unica vittoria in campionato fin qui della squadra che ha vinto il girone del Ciriaci nella scorsa stagione. Gianna Marian che ha realizzato 4 gol appunto nella sfida vinta dallo Steaua contro l'Admaiora, sfida che appunto fu fondamentale per la salvezza e furono anche i primi 3 punti in campionato per la Steaua. Intanto Mariani prova a riconquistarsi il pallone, ci riesce Palmieri, il tiro tentato ancora da Pentasuglia, stoppa e prova a indirizzare verso la porta di Ion Virgilio, va alto però sopra la traversa. Luziatelli per Cristiano Gimelli, sempre Pentasuglia che avanza centralmente, cerca ancora il pallone per Mattia Palmieri che si inseriva sempre in maniera molto insidiosa da destra, legge bene stavolta la difesa della Steaua che poi prova ancora con il lancio lungo a scavalcare tutta la difesa della Lazio. Il lancio però è troppo lungo, il primo ad arrivarci è Scarfagna. Pentasuglia ancora per Palmieri, stavolta la riesce a mettere verso l'area di rigore, troppo lunga per Mariani che non riesce a trattenerla in campo, la rimessa laterale è per i gialli. Calcio di punizione già battuto da Luziatelli, prosegue a giocare la Lazio con San Marco che gira per Mariani, Pentasuglia e ancora Domenico, Anthony San Marco cambia il gioco, pallone intercettato ma solo per un attimo dalla Steaua, lo recupera Palmieri che lo restituisce a Gimelli. Luziatelli per Mariani, palla ancora a cercare Palmieri, questa volta non riesce ad arrivare sul pallone. Da lunedì, lo ricordiamo, riprende a pieno regime anche la Serie A della Lega. Per la Lazio il turno di riposo in questa 10ª e penultima giornata di andata. Per la Steaua 2005 invece un'altra sfida importante contro la salvezza in casa contro l'Atletico Tormarancia. Sfida di punta, poi insomma sarà Golbet Peperino
e poi ci sarà una classica della Lega come Bacci Immobiliare Cotton Club. Qui c'è il cambio di gioco su cui San Marco non riesce ad arrivare, complice probabilmente anche la nostra postazione che non gli ha permesso di correre fino all'ultimo. Qui intanto Dumitru Iau liscia il pallone, ci prova Luziatelli se non sbaglio dalla distanza, anzi scusatemi, il numero 10 San Marco. L'arbitro concede il calcio d'angolo comunque perché Ionut Virgiliu ha toccato il pallone. Numero 10 dalla bandierina, salgono tutti, questa volta traiettoria molto esterna sul secondo palo, con la Steaua che prova subito a ributtarsi in contropiede, sterza Bogoiu con Luziatelli che recupera il pallone e si riporta in avanti, lo scarica verso San Marco che arriva a rimorchio e prova ad accentrarsi per poi andare a servire il pallone per il solito inserimento di Daniele Mariani, che applaude al compagno anche se poi non è riuscito a conquistare il possesso della palla. Mocanu poi da destra cerca il cross verso l'area di rigore della Lazio, pallone messo fuori e rimessa laterale che batte sempre il numero 21. Sono 21 anche i minuti passati in questo primo tempo, ci prova dalla distanza qui Radu Tilinka molto alto sopra la traversa, il tentativo del numero 5 della Steaua. Scarfagna. Luziatelli. Ancora poi palla per il numero 11, c'è l'opposizione ma arriva a rimorchio il numero 6 Alessandro Martini per Palmieri, perde il possesso del pallone, prova a ripartire allora la Steaua con Dumitru, numero 7 che per fortuna è rientrato in campo. Martini ancora allarga sulla destra per la conclusione poi di Palmieri, alta sopra la traversa, ancora però un'ottima azione confezionata in velocità dalla squadra biancoceleste. Altra palla lunga a cercare Dumitru, ancora Scarfagna per San Marco, sempre dalla sinistra, prova il doppio passo sul rimpallo, alla fine la palla finisce ad Alessandro Martini che si prende un po' di campo, poi va ancora a cercare Palmieri che arriva in zona tira, respinto da Moldovan, riparte allora la Steaua in contropiede, eccolo il pallone con il tentativo di Bugoglio, sbaglia clamorosamente davanti alla porta. Martini ancora centralmente a cercare San Marco, il pallone è un pelo corto, arrivano dunque in anticipo quelli della Steaua. Dumitru ribattuto il suo tentativo di passaggio proprio dal numero 10 della Lazio, altra palla in avanti, Luziatelli senza problemi per San Marco, avanza lui sul buco, la palla arriva ad Amici, Amici ancora la risposta di Ionut Virgiliu. Ci riesce anche da terra il numero 1 Ionut Virgiliu a negare la gioia a Amici, ma subito la Lazio ne approfitta sul calcio d'angolo e realizza il gol del 6-1. Andiamo verso il termine del primo tempo, Lazio che conduce ampiamente
con 5 gol di scarto, 6-1 il parziale. Potrebbe quindi anche essere il caso nel secondo tempo di rivedere calcare i campi della Lega al numero 14, a Simone Mirante, l'ex Testaccio, che poi fu la prima bomba di calciotto mercato dell'estate, il suo appunto arrivo alla Lazio. Probabile dunque che lo vedremo in campo nel secondo tempo. Starace che è stato costretto a fermarsi sia per l'eliminazione del Testaccio ai playoff di Serie A dello scorso anno, ma anche e soprattutto per un brutto infortunio al ginocchio. Starace che poi appunto ancora a stagione in corso annunciò il suo passaggio alla Lazio, quando tra l'altro la Lazio era ancora in Serie A2 e non era minimamente certo il suo passaggio in Serie A, che poi è arrivato per la vittoria della Coppa Italia. Qui ancora altra azione costruita in velocità con San Marco, poi Amici prova a servire il capitano Palmieri, rimessa laterale e tiro tentato da Andrea Celiani, blocca Ionut Virgiliu. Avanza ancora Cercez e scarica da Dumitru, numero 7, che poi va al cambio di gioco. Arriva il tiro, Scarfagna non trattiene e su questo tiro si conclude il primo tempo. Conduce la Lazio 6-1 il parziale sulla Steaua. L'ok di Ionut Virgiliu e di Tiziano Scarfagna, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Lazio che conduce 6-1 e lo vedete inquadrato dalla telecamera, l'avete appena visto, il numero 14 Simone Mirante, che dunque torna sul campo della Lega Calciotto dopo l'infortunio e fa il suo esordio questa sera con la maglia della Lazio. A 1 che è stato realizzato su calcio d'angolo dal numero 11 Luziatelli. Diversi ovviamente i cambi in questo secondo tempo per mister Benedetti. È entrato anche Giacomo Pingitore, che ha ereditato questa sera la maglia numero 13 normalmente di Luca Severini. Cercez prova ad allargare con Dumitru, che alla fine è l'ultimo a toccare. Si riparte dalla rimessa dal fondo e dunque da Tiziano Scarfagna. Qui intanto l'errore di San Marco e lì davanti c'è Moldovan che ne approfitta. Il 6-2 della Steaua con il numero 10 che chiede scusa ai compagni. Dunque 4 le lunghezze di vantaggio della Lazio. Ionut Virgiliu. Dai ragazzi! Mirante in pressing su Romy, che riesce a scaricare verso Cercez. Palla indietro, arriverà il solito lancio lungo, eccolo, controllato da Giacomo Pingitore senza problemi. Poi prova ad arrivarci Starace, era un po' in controtempo, il pallone era corto. Si riparte dunque dalla rimessa laterale. Cercez. Qui altro conclusione dalla distanza. Scarfagna in due tempi non si lascia sorprendere dal tiro improvviso di Nicolae Dumitru. Primi 120 secondi comunque di questo secondo tempo, tutto ad appannaggio della squadra avversaria. Ovviamente la Lazio deve rimanere concentrata. Starace, poi Gimelli e Scarfagna. Il lancio lungo a cercare lì davanti il numero 10 San Marco, che con il pallonetto sorprende Virgiliu, si fa perdonare così ed è il 7-2 della Lazio.
Intanto il pallone in zona dove c'erano solo maglie bianco-celesti. Prova poi Pingitore a riconquistare palla, lo fa però in maniera irregolare. Calcio di punizione dunque per la Steaua. Radu Tilinka, il capitano, alla battuta, sceglie di allargare dunque Steaua che la gioca, palla che però viene recuperata da Luziatelli, messo poi a terra in maniera regolare. San Marco si gira nello stretto, riesce ad andare da Gimelli. Il lancio lungo poi a cercare ancora San Marco, sempre sulla sinistra. Palla per Andrea Celiani. Ancora il dialogo con il numero 10, stavolta intercettato dagli uomini in maglia gialla che poi provano a ripartire con Nicolai Dumitru. Inserimento centrale, la palla per Dumitru Iau, il numero 6, ancora in possesso, chiuso però da due giocatori della Lazio, è costretto a ripartire dalla rimessa laterale in favore del capitano Radu Tilinka. L'inserimento a cercare Moldovan che si gira ancora, stavolta fuori però dallo specchio della porta, il tiro del numero 11. Gimelli, Scarfagna, la palla per Alessandro Martini che avanza sulla sinistra, prova ad andare poi da Andrea Celiani. Sul rimpallo ancora favorito il numero 6 che poi però sbaglia, rimessa laterale dello Steaua. Tilinka, altro inserimento centrale, poi cercato Cercels, il pallone è troppo lungo, allora è favorito l'altro numero 10, quello in maglia celeste, San Marco, già autore questa sera di una tripletta in questa sfida poi e questo duello con Daniele Mariani. Ha segnato anche il numero 9, un solo gol, 7 dunque il totale dei gol in campionato per l'attaccante numero 9. Il numero 10 poi ha messo la freccia segnandone 3 e dunque sono 9 per lui. San Marco giocatore fondamentale sia dal primo minuto come questa sera, sia quando entra dopo, come nella sfida contro l'Admaiora. Qui intanto il tiro tentato dal capitano Tilinka, c'è una deviazione dunque calcio d'angolo per la Steaua. Pallone verso il capitano Tilinka che la perde però e allora ci prova San Marco da distanza notevole senza riuscire però a sorprendere il portiere, anche perché il pallone è largamente fuori dallo specchio. Qui intanto il tocco di Martini a favorire Scarfagna. Gimelli pressato, va facile sulla sinistra da Luziatelli. Ancora Gimelli e Pingitore. Palla ancora per il numero 5, stavolta trova un gran varco per Mirante che poi di prima prova a servire il compagno senza riuscirsi. Resiste dal fallo e dal contrasto con Cercez. È chiaro insomma che dopo un infortunio come quello occorso al numero 14 della Lazio, i primi minuti insomma vadano giocati in una modalità soft che poi insomma non è quella che si confà a un giocatore come Starace, scusatemi, come Mirante. Eccolo adesso in possesso proprio Mirante, riesce a dare il pallone a Pingitore che poi
decide di cambiare il gioco verso la fascia sinistra dove non c'è nessun compagno. Lazio che allora arriva indisturbata, scusatemi, Steaua allora che arriva indisturbata quasi dalle parti di Scarfagna. San Marco poi in doppio passo, palla messa fuori da Radu Tilinka, anzi no, perché Tilinka poi ha appoggiato a San Marco che è stato l'ultimo a toccare. Cercez avanza ancora, ha cercato un varco Luziatelli. San Marco avanza lui sul rimpallo, Dumitru Iau a duello con l'altro numero 6 Alessandro Martini. La palla arriva a Cercez che prova ad arrivare in zona tiro, viene murato però stretto da Gimelli, poi cerca il varco per il compagno Moldovan senza riuscire a trovare l'intervento del numero 11. La palla però è stata messa fuori da un giocatore in maglia bianco-celeste, dunque altro calcio d'angolo per lo Steaua. Stavolta era forte e teso sul primo palo, respinto. Dumitru Iau ancora sul pallone. Una Lazio un po' distratta in questo secondo tempo. Allora c'è un altro tiro dalla distanza, un palo, forse anche l'intervento di Scarfagna a negare il 7-3 della Steaua, che si riporta però prepotentemente in area di rigore e lo realizza il gol del 7-3. È il capitano Radu Tilinka a dare ancora speranza ai suoi. Pingitore, palla per Mariani, messo a terra senza fallo secondo la direzione di gara. Luziatelli poi vince il contrasto e avanza sulla sinistra, la chiusura di Mocanu in fallo laterale. Martini vince il duello con Cercez, riesce a servire San Marco che poi si libera molto elegantemente della marcatura dell'avversario, cade poi da solo anche qui senza fallo a giudizio del direttore di gara. Allora arriva la conclusione della distanza, deve distendersi Tiziano Scarfagna, palla in calcio d'angolo. Palla ancora verso il capitano Tilinka, altro tiro che viene deviato. Scarfagna fuori dalla porta, cerca di andare direttamente da Mirante. Ionut Virgiliu con anche lui fuori dall'area di rigore, sospinge nuovamente l'azione dei suoi con Moldovan messo a terra in maniera irregolare. Qualche istante prima della battuta di questo calcio di punizione, arriva adesso la battuta sempre del capitano Radu Tilinka che cerca la porta, blocca Scarfagna. Mirante prova a partire direttamente il numero 14, poi cerca il varco verso Pingitore, ancora palla per Mariani, prova a mettere ordine Radu Tilinka, l'inserimento a cercare Moldovan che gira di prima, la palla però è per Martini, largo sulla destra, c'è Mirante che poi si accentra, tenta la conclusione con Ionut Virgiliu che prima fa un miracolo e poi è costretto a cedere il gol ancora a San Marco, è l'8-3 della Lazio. Miracolo di Ionut Virgiliu comunque sul tiro di Mirante che inizia dunque
ad emergere anche lui in questa sfida. Dalla destra Moncanu deve mettere la palla al centro, poi tenta direttamente la conclusione, serie di rimpalli. Martini, Lazio che si rigetta in avanti con San Marco, prova l'inserimento per Luziatelli, la palla per Mirante sul palo, eccolo il gol di Simone Mirante, torna dopo l'infortunio, torna con la maglia della Lazio e realizza il gol del 9-3. Dai Simo, bravo! Insomma, nonostante qualche sbavatura difensiva che non sarà piaciuta a Benedetti e ce lo dirà sicuramente nel post partita, quella di stasera è sembrata una festa per la Lazio, che però la Steaua prova ancora a rovinare con questo tiro dalla distanza di Mocanu. Scarfagna è sorpreso, 9-4. Dovrei astenermi dal fare considerazioni, ci provo adesso con la Lazio che batte la palla dal dischetto di centrocampo. A parte le sbavature difensive che vi dicevo comunque si sono viste, e prova ne è stato l'ultimo gol e che insomma non faranno felice Benedetti. Quella di questa sera comunque anche insomma per il tifo che continua a sostenere i biancocelesti è sembrata davvero una festa e un esordio che fa ben auspicare poi per il proseguo della stagione dei biancocelesti. Al di là insomma dei 9 gol segnati, anche l'esordio con gol di uno come Simone Mirante, che le partite comunque le decide da solo. Cercez avanza ancora sulla destra da Mocanu, stavolta Luziatelli non rischia e va in rimessa laterale. Mocanu per il capitano Tilinka, Mirante perde il pallone, poi lo riconquista Pingitore, anzi no, perché è lui l'ultimo a toccare. Rimessa dunque Steaua direttamente verso l'area di rigore, un tocco di mano, quello di Cristiano Gimelli secondo il direttore di gara, che indica il dischetto, calcio di rigore per la Steaua. Daniel Cercez dal dischetto spiazzato, Scarfagna, 9-5. Dai ragazzi, oh. Mariani, Pingitore, Gimelli, Mocanu in avanti, poi la palla per Dumitru Iau al centro del campo, prova ad arrivare in zona tiro il numero 6, poi preferisce scaricare verso George Mocanu, che continua a far male alla difesa della Lazio, anche qui vicino al gol il numero 21. Gimelli, qui Luziatelli si fa tutto il campo, poi arriva in anticipo Tilinka, timido il rinvio di Ionut Virgilio, allora c'è Pingitore in area di rigore, Mirante che prova a girarla di prima, fuori di poco. Mocanu avanza, altro tiro che arriva sempre da quella zolla del campo,
ancora ad incrociare, a sorprendere Scarfagna sul secondo palo. Sono grosso modo 6 più recupero i minuti che mancano alla fine di una gara comunque che ha aperto con il botto il 2018 della Lega. Qui un altro tiro dalla distanza tentato sempre da Simone Mirante, che ha bisogno insomma di riprendere alla grande. Mirante ancora, il doppio passo, l'inserimento verso l'area di rigore, un altro assist del numero 14, ancora una volta Ionut Virgilio non può niente e c'è il 10-5 della Lazio. E dunque si aggiunge alla lista dei marcatori anche Manuel Amici, che è andato poi a ringraziare il compagno nuovo arrivato Mirante per l'assist. Altro pallone recuperato sempre dal numero 14, ancora prova a metterla verso l'area di rigore, stavolta la intercetta Radu Tilinka. Poi gira di prima Moldovan, Pentassuia rientrato in campo, recupera il pallone senza fallo, arriva a rimorchio Amici, si prende il pallone e preferisce tornare indietro, ancora servito poi Amici che torna sempre indietro, Pingitore scusatemi. Mattia Palmieri, anche lui rientrato in campo. Pentassuia per Amici, Mirante, avanza il numero 14, va da Mariani che incrocia verso il palo che Ionut Virgilio stava presidiando. Tiro fuori comunque dallo specchio. Mariani ancora con il servizio verso Pentassuia, il varco del numero 9 è perfetto con Fabio Pentassuia che realizza il gol dell'11-5. Grande Penta! Moldovan, Dumitru, Tilinka, Mirante. Avanza ancora centralmente, prova poi a riconquistarsi il pallone. Mirante che sembra aver acquistato più certezze anche nei contrasti con gli avversari. Qui intanto il pallone è troppo lungo perché Mocanu possa arrivarci. Palmieri è stato l'ultimo a toccare, la rimessa dunque è per la Steaua. Steaua che a questo punto insomma dovrà rivedere anche la fase difensiva. È vero che questa sera insomma la Lazio sarebbe stata micidiale un po' per tutte, per la cattiveria, la grinta, ma soprattutto il bel gioco che
che ha dimostrato. Sicuramente comunque i fattori positivi arrivano dall'attacco, che era il peggiore del campionato prima di questa partita, con soli 9 gol fatti. Comunque segnarne 5 è segno comunque di una squadra attenta, di una squadra viva, che comunque ha saputo approfittare di ogni errore degli avversari, che però a fronte dei 5 errori per ben 11 volte sono riusciti ad andare in gol. Rimessa Lazio, cercato Mariani, prova la rovesciata Daniele Mariani e riesce a realizzare il gol copertina della sfida, 12-5. Bravo già. La palla per Martini, che prova ad andare su Dumitru Yao, battuta la rimessa Tilinka, che insiste ancora per il poco tempo che comunque rimane alla Steaua, recupera Pentassuglia, si fa tutto il campo sulla sinistra, prova a metterla al centro, troppo presto però Mariani comunque riesce a recuperare, e allora Mirante, che prova ad arrivare al tiro, prende il palo. Tiro tentato da una posizione fatto davvero impossibile. Qui intanto il pallone è uscito e non c'è più tempo. Il triplice fischio del direttore di gara, i fuochi d'artificio, una pioggia di gol per aprire il 2018 della Lega. 12-5 il risultato finale, la festa della Lazio che trova anche l'esordio di Simone Mirante. Per la Steaua ancora brutte notizie, rimane all'ultimo posto della classifica assieme all'Ad Maiora, qualche però segnale positivo in attacco.